che va a condurre su FZS mentre ha sbagliato New Star. Numero 4, New Star SKS squalificato. In posizione di retroguardia rimane New York, preceduto da Geox che l'ha anticipato nella giravolta. Intanto Giove K al comando. Dopo 200 metri in 15,5 all'esterno, dopo 400 metri va a presentarsi Negresco Milar che passa e quindi conduce dopo 400 metri di gara. Marco Guzzinati è andato su Giove K che non ha opposto resistenza ad oltranza, ha lasciato sfilare l'avversario e ora è in seconda posizione, precedendo FZS, poi c'è Lupus, e via tutti gli altri a seguire in lunga fila indiana che cerca di rompere Nevera avanzando all'esterno ma subendo l'anticipo di Noah B, 46,2 passaggi al 600. Intanto ha spostato nuovamente Giove K, infilato all'interno da FZS. In quarta posizione c'è Natalina Wild, preceduta da Lupus, mentre per corsie esterne anche Geos che ha anticipato New York, segue direttamente Nevera che è in scia Noah B, ma intanto è ripassato al comando Giove K, 19,7. Intanto Giove K conduce. In seconda posizione si mantiene Negresco Mira, la corsa è ancora lunga però, e ora un parziale in 15,9 per Giove K che sta comunque tranquillamente controllando la situazione quando siamo a ancora 1200 metri dall'arrivo, 1000 metri dall'arrivo. In seconda pariglia esterna c'è Nevera, poi Geox, ancora New York, cosa che deve ancora avere un sussulto con Giove K che ha mandato subito praticamente Negresco Mira, ha ottenuto poi strada. Ora la mossa di Geox, ha un giro esatto dalla conclusione, entra in azione Geox, va su Giove K, New York invece ancora in scia Nevera in quarta pariglia. La corsa si accende con Giove K e Geox che cominciano a fare sul serio, un parziale in 15, ora siamo a 600 dal palo, con Giove che replica Geox che però insiste coraggiosamente al suo esterno, parziale in 14, Giove K in testa, numero 7 Nevera squalificato. Indietro ha sbagliato Nevera, siamo ora a 400 dal palo con Geox che si sta avvantaggiando su Giove K, entra in azione anche New York che scatta in terza ruota mentre Geox ha liquidato Giove K a 300 dalla conclusione in netto vantaggio. Si fa luce New York seguito da Martina Griff che ritorna dopo errore, cavallo completamente della piegata con Geox in netta evidenza. Geox a 100 dal palo, a 4 lunghezze di vantaggio ed è imprendibile Geox per il terzo successo nel vittoria. Secondo posto per Natalina